Giuliano Grillo. Buonasera Giuliano. Buonasera. Giuliano questa sera è venuto a raccontarci della sua esperienza come regista della compagnia teatrale La Compagnia delle Donne, quindi tutto il riferimento al teatro, ma soprattutto tutto legato al mondo femminile. Io vorrei cominciare piano piano, no? da quello che è stato il percorso, da come nasce la compagnia, da come nasce anche la sua passione per il teatro, no? E poi che cosa voglia dire essere registi teatrali. Ci spieghi un pochino? Allora, La Compagnia delle Donne è nata solo 3 anni fa, ma il percorso è iniziato già nel 2000, perché nel 2000 avevamo già costituito un'altra compagnia, una compagnia classica composta da uomini e da donne, dove ci si divertiva a recitare un paio di volte all'anno delle commedie sempre nuove, commedie scritte in dialetto vicentino, scritte da mia moglie, che è la scrittrice, e da quei tempi abbiamo realizzato circa una decina di commedie, narrando storie del paese, non imbastendo delle storie inventate dove si mettono insieme delle battute, dove si mette insieme un qualche cosa tanto per fare spettacolo. Noi prendiamo spunto da avvenimenti storici e li riportiamo sul palco. Quindi insomma rivisitate un pochino la realtà e la rendete più appetibile magari, no? Però si parla sempre di verità. Esatto, avvenimenti storici imbastiti con qualche cosa di piccante, qualche cosa di comico magari, o più riflessivo. Esatto, e portiamo avanti una storia che ha un inizio e una fine. Ecco, questo succedeva poi nel 2000 in particolare, poi le cose ovviamente cambiano. Poi le cose sono cambiate, nel senso che 4 anni fa ci sono state delle piccole difficoltà per cui ci siamo spezzati in due. Un gruppo è partito per fare il teatro moderno, quindi testi moderni di autori più noti, eccetera. Noi siamo rimasti attaccati alla nostra tradizione, però il problema era come fare a partire. A quel punto mia moglie, stanca di avere rapporti con gli uomini, in modo particolare quelli che hanno fatto rompere la compagnia, ha detto: facciamo una compagnia femminile. E quindi nasce questa Compagnia delle Donne. Esatto. Voglio chiederle, Giuliano, com'è essere registi di una serie di donne, no? Perché non è facile. Immagino ci sia un bel po' da discutere, no? Certo. Per quelle che sono le scene. Anche perché non sono donne giovani di 20 anni che si possono gestire con uno schiocco delle dita. Sono tutte persone che vanno dai 40 ai 70 anni. Conseguentemente quindi, insomma, diventa anche difficile, no? Molto formate, anche donne magari di un certo stampo, di un certo carattere. Esatto. Per cui insomma diventa anche interessante andare a tenere le redini, no, di questo gioco che è il teatro. La Compagnia delle Donne che obiettivo si pone? Allora, l'obiettivo della Compagnia delle Donne è portare avanti, come dicevo, queste recite in dialetto vicentino, portando avanti storie, tradizioni venete, e come spettacoli fa degli spettacoli di raccolta fondi per potersi mantenere, ma fa anche degli spettacoli gratuiti per attività sociali, magari, no? Per cui, ad esempio, sabato scorso eravamo a Noventa Vicentina a fare una raccolta per le patronesse dei Fanti a Pro Ospedale di Vicenza e Ospedale di Noventa Vicentina. Ecco, questo è molto interessante, no? Perché il teatro ha questa grande capacità, no? Di riunire innanzitutto e poi anche di avere questo scopo sociale che può sicuramente aiutare, ma anche allietare un pochino, no? I sabati, le domeniche o i giorni prefissati per lo spettacolo. Per esempio sabato prossimo saremo a Cavazzale, in provincia di Vicenza, sempre per fare una raccolta fondi a favore della scuola. Ecco, e insomma tante tematiche, tanti obiettivi poi che ci si pone come compagnia teatrale. Una cosa che mi sembra importante da mettere in risalto, Giuliano, riguarda proprio l'aspetto, no, di riuscire a raccontare delle storie e renderle anche attuali, no? Perché magari anche un fatto storico poi a volte risulta molto attuale per magari il modo con cui è concepito, per il modo che il tempo ha di essere ciclico. Difatti alcuni nostri assidui spettatori ci dicono: quando veniamo
ad assistere ai vostri spettacoli, ricordiamo, riviviamo quello che era la storia di quando eravamo bambini, quando andavamo presso i nostri nonni e vivevamo nel cortile. Le varie peripezie, esatto, no? che è capitano. il modo di vivere tranquillo della campagna, di come si viveva una volta. Assolutamente. Vogliamo parlare un pochino di spettacoli adesso, no? E quindi entriamo in scena, facciamo finta che si apra il sipario. Che storia state mettendo in scena, che storia state portando avanti? Allora, in questo momento abbiamo iniziato con una storia che c'era una volta un re, anzi un viceré, che è una storia tratta da un libro che racconta le vicende del 1840-1850 accadute a Bressanvido, dove ogni anno viene fatta la transumanza. L'assessore alla cultura di Bressanvido 2 anni fa ha chiesto se potevamo portare in scena questo libro che raccontava un po' le storie del 1700-1800 del paese legato alla transumanza. Noi abbiamo analizzato questo libro e abbiamo trovato questa storia, una storia che narra della vita di campagna nella villa del viceré nel 1780-1800. C'erano gli Asburgo nel Veneto e c'era il famoso viceré Ranieri, che aveva una villa a Bressanvido. E quindi immagino che all'interno di questa villa le donne abbiano anche Esatto. un certo potere decisionale, no? Esatto, ogni giorno le donne portavano avanti la loro vita, portavano avanti le loro faccende e ricordavano il fatto che i loro uomini erano in montagna con le mucche a pascolare le mucche nei pascoli montani, e quindi poi tornavano a casa con i formaggi fatti. Certo, e quindi insomma sono storie che poi anche ci riportano a una tradizione, a una vita contadina, no? E diventano sempre attuali perché comunque ci muovono anche un pochino l'animo e ci fanno tornare indietro nel tempo. Voglio chiederti, per quanto riguarda poi l'esperienza teatrale con il pubblico, no? Cioè c'è bisogno di un feedback a teatro e la cosa bella forse è vedere il pubblico come reagisce. Ma il pubblico reazioni reagisce sempre bene, abbiamo sempre trovato un pubblico caldo, accogliente, che non ha mai criticato o non ha mai avuto a che dire sulle nostre commedie, sul nostro modo di recitare e di produrre le opere, anzi un pubblico sempre più attento e diciamo invogliato a seguirci, curioso, no? E questo ci fa ben sperare, perché il teatro si dice stia morendo, però in realtà anche le compagnie più piccole, no? Anche le compagnie che ci parlano di quella che è la nostra storia, dei nostri paesi, forse riescono anche a raggiungere meglio quelli che sono i cuori e le orecchie, soprattutto gli occhi dei nostri amici che magari seguono proprio appunto queste compagnie. Io inizio a dare qualche dato per contattare la compagnia teatrale, poi le lascio lo spazio anche per qualche altro messaggio. La compagnia delle donne ha l'indirizzo in 2 ville, Vicenza. Potete contattare i nostri amici al 360 22 1448. È fondamentale anche l'indirizzo mail grillo.giuliano@yahoo.it e poi la pagina Facebook, immancabile, no? Nell'era dei social network, certo. per andare a vedere gli appuntamenti, per capire anche, no, come queste donne gestiscono il palco e soprattutto come il nostro Giuliano da regista gestisca queste donne. Andate a mettere un bel po' di like sulla pagina La Compagnia delle Donne oppure il sito web www.compagniadelledonne.it. Giuliano, mi dicevi che ultima cosa che volevo puntualizzare è che la compagnia, pur essendo partita solo 4 anni fa e avendo in cartellone 3 commedie solo, quindi diciamo una cosa molto recente, l'anno scorso siamo andati a Sanguinetto, siamo stati invitati a una rassegna del Sanguinetto e abbiamo vinto il premio come miglior attore. Wow, e siamo arrivati secondi come punteggio assoluto relativamente ai vari argomenti trattati, che erano valutati. Teatro. E questo insomma che porta grandi Quindi soddisfazioni. vincere il primo premio come miglior attore è già una cosa importante. È sicuramente importante, ci fa capire, no, quanto lavoro c'è dietro, perché poi una compagnia teatrale richiede esperienza, richiede allenamento, esercizio, prove, divertimento. Insomma, io davvero ringrazio questa compagnia delle donne. Il prossimo evento ci dicevi magari sabato prossimo. In marzo invece c'è qualcosa? In marzo, aprile. Sì, in marzo siamo in provincia di Padova. Ok. E poi siamo
anche a provincia di Vicenza. Quindi ancora, veramente sono quindi tante date, ma su internet si trova tutto, si no? trova Il tutto, sito web certo. www.compagniadelledonne.it, lì trovate tutte le informazioni necessarie. Giuliano, grazie mille davvero per essere stato con noi, un grande in bocca al lupo. Ok, speriamo bene. E saluto anche tutte le donne ovviamente della Ecco, Compagnia delle Donne. sono 10 giustamente. donne, 10 donne, Le- più la l'autrice che fa scrittrice. 11. E quindi insomma 11 donne e una squadra di calcio. Ciao ragazze.